Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Io vorrei veramente dividere con voi certi momenti, certe emozioni che si vivono qui a Valgrande. Sì, perché io ancora mi emoziono. Pensate che abbiamo appena scoperto una chioccia che è uscita da un ricovero nascosto con i suoi 7 pulcini, e ogni mattina la chioccia con i 7 pulcini, accompagnata dal gallo, fa le sue escursioni nei prati di Valgrande. Gli ospiti che in questo momento sono qui in alloggio, alla mattina dopo la colazione si alzano e la prima cosa che fanno qual è? Escono per vedere di trovare la chioccia con i pulcini. Ora qui a Valgrande succede anche questo e vi posso assicurare che non è una poesia, non è retorica, però questo è quello che si vive in un'azienda agricola classica dove ci sono gli animali, dove ci sono persone che ogni mattina si alzano, svolgono il lavoro nella loro quotidianità e come me si occupano degli ospiti e della cucina, dove preparo per i miei ospiti che sono in alloggio ma non solo, tutti i piatti con i prodotti di questa stagione. Se anche voi volete vivere qualche giornata qui all'aperto nel verde di Valgrande, vi invito a contattarci, a prenotare la vostra stanza anche per il fine settimana o prenotare il vostro tavolo per le vostre uscite serali con gli amici qui a cena. Potete trovare i nostri contatti tra le pagine del sito o nelle pagine social dove noi siamo presenti. Buona primavera a tutti e ciao!